Lorenzo Luigi Colussi. Nasce nel 1938 a Città del Capo in Sudafrica da genitori provenienti da Casarsa, della Delizia, emigrati in Sudafrica nel 1931. Si diploma in geometra con dissertazione presso l'università e successivamente con una dissertazione presso l'Università di Cape Town. Riceve il premio John Bell per il miglior studente dell'anno nel 1960, anno appunto in cui ha conseguito il diploma di geometra. È conferenziere in economia di proprietà e costruzione e analisi di sostenibilità finanziarie presso l'Università di Città del Capo. Tra le conoscenze specialistiche annoveriamo quelle concernenti la valutazione dei materiali e manodopera per le costruzioni, l'economia della costruzione, della proprietà, criteri di progettazione finanziaria, analisi di sostenibilità finanziaria e monitoraggio dei contratti di costruzione, e ha agito come consulente tecnico in varie cause legali. Numerose sono state e sono le sue appartenenze professionistiche. Per quanto concerne la partecipazione alla comunità friulana e italiana, iniziamo con il ruolo di capitano della squadra italiana di calcio, non adesso però, qualche mese fa, per diversi anni. Membro di vari comitati che hanno favorito i raduni della comunità italiana e l'eventuale formazione del club italiano di Cape Town. Ha ospitato in varie occasioni le fasce e altri rappresentanti dal Friuli, favorendo quindi l'organizzazione di eventi, e ha frequentato vari eventi organizzati dalle fasce, compresi i leader delle delegazioni di studenti sudafricani in Friuli nel 2009 e nel 2011. Attualmente è presidente delle fasce a Città del Capo. La motivazione è la seguente: per aver fondato associazioni, ospitato delegazioni e promosso scambi culturali fra i giovani di madrelingua friulana e giovani sudafricani, favorendo così il mantenimento da parte dei suoi corregionali in Sudafrica di stretti legami con l'Italia, con particolare riferimento alla nostra regione.